Una sfida che potrebbe mettere il punto esclamativo sulla regular season, una sfida che potrebbe scrivere un'altra pagina di storia di questa lega. Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Garbaglia, si affrontano Zio Mauro Maccarese San Giovannella e Cotton Club. Zio Mauro Maccarese San Giovannella, la formazione di Marchetti attacca da destra verso sinistra rispetto ai vostri monitor con Vadalà tra i pali, Volponi, Zorzi, Bedia, destro Di Meo, Ottaviani con il numero 6 Pezzo e con il 10 per finire il Pulcini Dario. Subito conclusione provata da parte del Cotton Club in direzione di Vadalà, tiro che però non va a buon fine. Riparte quindi la formazione di casa che perde subito la sfera, la recupera Nolano a centrocampo che poi imposta il giro palla dalle retrovie. Formazione ospite invece Cotton Club che con la vittoria di oggi potrebbe laurearsi campione di questa regular season per il secondo anno consecutivo. La formazione di Giuseppucci attacca da sinistra verso destra con la maglia nera, si schiera con De Angelis tra i pali. Blandino, Conti, Forcina, Mari, Matozzo, Mele, Nolano, Pucci, Tinazzi e Zamperini, mentre c'è un'occasione per il Zio Mauro che guadagna il primo corner della partita. Sulla bandierina di sinistra vanno i giocatori del presidente Marchetti. Si aspetta l'occhiale del direttore di gara, corner battuto corto sul primo palo, ribattuto, si può riprendere con ancora calcio d'angolo sempre dalla sinistra con Zorzi che si incarica del tiro dalla bandierina, questa volta a lungo sul secondo palo, riesce ad allontanare la retroguardia del Cotton Club, una delle difese meno penetrate di questa regular season. Poi prova a ripartire Conti con il numero 23 che dirige l'orchestra da dietro, uno dei giocatori più importanti, definito chiave dal presidente Giuseppucci. Eccolo proprio con il pallone tra i piedi, prova il taglio centrale il numero 90 Federico Mari, però viene anticipato. Nolano recupera la sfera. Tinazzi. Scarico sulla stessa corsia per il numero 90, ancora Amari che va dietro da Tinazzi, si cambia lato del campo, suggerimento centrale, non riesce a chiudersi il triangolo, Cotton Club che rimane con il possesso, con Conti da dietro pressato, scarica bene tra le linee, gioca benissimo il Cotton Club negli spazi stretti, come già siamo abituati a vedere, però adesso riesce a recuperare la sfera la squadra di Marchetti. Per il direttore di gara si può proseguire, conclusione, si distende De Angelis, la prima fiammata del match. Provato la conclusione destro verso lo specchio della porta, conclusione insidiosa sul terreno scivoloso qui al Circolo Garbaglia. Ancora Zio Mauro Maccarese San Giovannella che invece ha la matematica dalla sua parte per andarsi a giocare i playoff, ancora senza fallo, si prosegue, allarga sulla sinistra Ottaviani, poi destro fa sportellate, finisce giù, ancora nessun fischio da parte di entrambi i direttori di gara che stanno lasciando giocare in questi primi 4 minuti di avvio. Viene incontro Nolano a prendersi la sfera insieme a Conti, si va invece sull'out di destra per Mari, capisce tutto però con la maglia numero 10 Pulcini che poi si fa anticipare, sinistro tentato dalla distanza da Federico Mari, pallone che non esce di molto. Andrà con le mani appunto Vadalà.
estremo difensore dello zio Mauro Maccarese, che ha 29 punti in graduatoria, più 4 dalla NES Calcio 8, che ha pareggiato ieri nello scontro al Ciriaci contro la formazione di Di Pasquale. Partita finita in parità, il secondo pareggio consecutivo per 5 reti a 5 di Pasquale e i suoi. Pulcini larga bene sulla destra, può mettere Volponi giù la sfera che poi gli viene sottratta, può ripartire il Cotton Club, fucilata, vada là, ci mette i guanti. Ancora però la conclusione provata sempre dal numero 9. Mirko Forcina, che con 14 reti è il secondo miglior marcatore del Cotton Club. Tinazzi chiama a sé il compagno, va a lungo a cercare ancora Forcina, che viene nuovamente anticipato, poi in mezzo al campo può ripartire Ottaviani, pallone per destro che filtra, finisce giù però il numero 9 della formazione che gioca con la maglia verde a bande verticali bianche, scusate, mentre il Cotton spinge questa volta sulla corsia di sinistra e conquista anche lei il primo corner della partita. Mari alla battuta, ovviamente le torri in area di rigore, pallone sul secondo palo, stava diventando pericoloso l'arrivo di Zamperini. C'è stata però una deviazione, rimane quindi Tinazzi in possesso della sfera, che scambia corto con il compagno, ancora Tinazzi pressato, vuole andare da solo a attaccare la linea di fondo, conquista il corner. Anzi no, per il direttore di gara sarà semplice rimessa con le mani, però nei pressi della bandierina viene incontro Nolano con il petto, Tinazzi mette un pallone forte e teso al centro che sorvola tutta l'area di rigore, compresa la testa del numero 9 Forcina, che non può arrivare sulla sfera, quindi si riprende Conti, spinge Nolano, recupera la sfera lo zio Mauro Maccarese, viene anche toccato duro con la maglia numero 8 Lorenzo Ottaviani, autore di una doppietta nell'ultimo incontro con il Football 8 Roma Nord, perso per 6 reti a 3 qui proprio in casa dello zio Mauro Maccarese San Giovannella. Football 8 Roma Nord che giocherà questa sera con gli Hammers. Servono punti per la salvezza, mentre Di Meo prova a staccare di testa. C'è stato un fischio da parte del direttore di gara. Mari, raddoppiato, si gira bene Mari, poi prova ad andare sulla corsia di destra, toccato, finisce giù. Sarà calcio di punizione, Nolano e Tinazzi sul punto di battuta, ma c'è anche Mari che potrebbe andare in porta con il sinistro, data l'assenza di Artistico. Due uomini in barriera per Badalà, parte Mari sul secondo palo a cercare l'inserimento di Conti sul secondo palo, non può arrivarci. Però il difensore della miglior squadra in questo momento, data la classifica della nostra Serie A della Lega Calcio 8, formazione che anche l'anno scorso vinse il titolo e si laureò campione d'Italia. Mari, pressato da Pulcini, che non commette fallo, segue le indicazioni di Di Meo, che gioca qui esterno alto di sinistra sotto la nostra postazione. Forcina, giù di petto, Nolano vicino, invece Forcina va direttamente a cercare la porta, trova soltanto la deviazione, sarà corner, il terzo della partita per il Cotton Club. Calcio d'angolo battuto forte e teso, arriva Conti con la testa, spedisce alto il pallone.
Badalà lunghissimo con le mani a cercare il compagno che fa sportellate, finisce giù, il direttore di gara segna il fallo in favore del Cotton Club, raccoglie la sfera Conti, proteste di Di Meo non ascoltate ovviamente dal direttore di gara. Conti direttamente all'interno dell'area di rigore, prova Forcina a staccare di testa, salta più in alto di lui un ragazzo di Marchetti e quarto angolo del Cotton Club, si incarica della battuta Mari. Parte Mari dalla bandierina, ancora in mezzo, salta destro, allontana la sfera che resta però tra i piedi dei ragazzi con lo scudetto sul petto, dietro da De Angelis che va lunghissimo a cercare le torri, stacco di testa di Forcina che beffa Badalà. 1-0 Cotton Club all'11° minuto di gara, 15° gol per Forcina. Cotton Club che è passato in vantaggio qui al circolo Garbaglia con il gol del solito Forcina. Stacco di testa del numero 9. Pulcini. Volponi. Viene sottratta la sfera in un primo momento, poi riesce ad arrivarci. Lo stesso il compagno. Perde la palla. Conclusione, vada là con i pugni. Poi spinta di Forcina, questa volta il fallo è commesso da parte del numero 9. Battuta lunga, resta lì la sfera per Pulcini, si distende De Angelis, miracolo dell'estremo difensore. Corner battuto sul secondo palo, Conti salta più alto di tutti, poi De Angelis con i pugni non se la sente di andare in presa sicura. Badalà chiamato in causa, calcia con il destro. Giù di petto, poi Volponi. Spinto da dietro Zorzi, possesso per Zamperini che andrà ad incaricarsi della battuta della rimessa laterale. Nolano viene incontro, si va ancora dentro da Forcina che prova a girare per fare la sponda al compagno. De Angelis. Tinazzi alza la sfera, ci arriva Forcina lo stesso sulla corsia di destra, poi si combatte, sarà rimessa dal fondo, Badalà può andare al rinvio. Destro controlla prima con il petto e poi con il ginocchio e conquista la rimessa laterale. Pulcini alla battuta. Viene incontro Ottaviani, pressato, allarga sulla destra per Volponi, ancora Ottaviani, Nolano gli strappa la sfera, può ripartire Blandino in contropiede velocissimo sulla corsia di sinistra, accende il motorino, va Blandino con il mancino, deviazione di Badalà, la palla finisce ugualmente in rete, 2-0 Cotton Club. Quindicesimo minuto di questo primo tempo, risultato di 2-0 qui al Garbaglia. Cotton Club che vuole subito chiudere l'incontro nella prima frazione di gara. Occasione per riaprire l'incontro c'è stata tra i piedi di destro, però si è dovuto distendere ben 2 volte De Angelis, soprattutto sulla parata
sull'ultima parata. Di Meo prova ad andarsene in mezzo a due. Conti con il fisico e con l'esperienza porta sulla squadra, poi da un buon pallone per Mari che sul fondo va con il sinistro in mezzo. Blandino capisce tutto, arriva lui con il sinistro, vada là, in calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto fuori, Tinazzi mette giù, prova la conclusione con il destro, vada là con i pugni. Pallone per Di Meo, tu per tu con De Angelis che esce benissimo, copre tutto lo specchio. Capitan Pezzo sul punto di battuta, siamo all'altezza del centrocampo, l'arbitro conta i passi e fa sistemare Forcina e Nolano alla distanza giusta, due uomini quindi in barriera per De Angelis, autore di un ottimo primo tempo fino a questo momento, ha negato ben 2 volte il gol agli avversari. Pezzo va direttamente in porta, Conti devia il pallone. Sarà calcio d'angolo battuto sul secondo palo, ancora Conti, le prende tutte lui di testa, poi Volponi sbaglia il controllo, fa ripartire Nolano centralmente, fa il velo per il compagno con la maglia numero 21 Zamperini, che però non ha capito le intenzioni del suo numero 9. Che si è portato questa sera a 15 reti stagione, dietro soltanto a Nolano. Il numero 24 invece ha siglato ben 16 reti in questa stagione. Proprio Nolano pesca Mari, lo fa benissimo, ancora Mari, converge verso il centro, con i piedi va da là, ancora salva i suoi. Si può riprendere dal fallo laterale, possesso Zio Mauro sotto di 2-0 qui al Circolo Garbaglia. Campo di casa per la formazione di Marchetti. Battuto il fallo laterale, pallone vivo per Blandino che prova a rimetterlo dentro, è uscito, scusate, secondo il direttore di gara, quindi si prosegue con il cambio palla. Cotton Club che aumenta lo stesso il pressing. Zorzi si gira in mezzo a 2, pressato, subisce il calcio da dietro, fallo quindi in favore dello Zio Mauro. Mentre viene ammonito il numero 9 Forcina per non aver restituito subito la sfera agli avversari. Pezzo va dentro l'area di rigore, destro, prova ad agganciare la sfera, lo fa adesso, prova qualche dribbling di troppo, gli strappa via la sfera Mari. Eccolo Mari che chiude il triangolo con Forcina, poi allarga sulla sinistra, bene per Blandino che converge verso il centro, scarica per Conti che va centralmente da Forcina. Tocco sotto, 3-0 Cotton Club, 16° gol per lui al 20° minuto di gara, cambia il risultato. Di Meo, 20° minuto di gara, poi Conti mette giù la sfera, formazione di Giuseppucci che prova a far lanciare sempre gli avversari
che poi addomesticano il pallone in fase difensiva perfettamente, con Conti in posizione centrale, a sinistra Zamperini e a destra invece Tinazzi. Destro, Pulcino non riesce a spazzare via il pallone, sarà rimessa laterale, scusatemi, rimessa dal fondo per Vadalà. Con le mani Vadalà a cercare Destro che fa sportellate, poi Conti con la testa dietro per De Angelis. Pallone lungo, troppo lungo, Vadalà la fa sua, poi rinvia subito. Di Meo riesce a raccogliere il pallone che però è terminato in out, quindi sarà semplice rimessa con le mani. Destro in mezzo, prova a essere servito, allontana ancora il Cotton Club con Conti che scodella il pallone più lontano possibile, è uscito, Forcina non riesce a controllarlo. Che cazzo, ma che vedevo io? Di Meo, pressato da Nolano, regala praticamente il pallone a Forcina che vuole andare in velocità in mezzo a due avversari. Forcina tocca l'avversario con il destro che finisce giù, si tratta di Pulcini. Tinazzi contro Destro, Arbitro 1. Dov'è? Bravo Mato. Forcina giù con il petto, si gira sulla corsia di destra, va direttamente a cercare la porta. Conti con il petto più in alto di tutti, conquista anche il fallo, recapitato il pallone sul braccio di Zorzi. Tre minuti al termine di questa prima frazione di gara, soltanto altri 28 minuti separano il Cotton Club dal secondo titolo consecutivo. Conti va morbido sul secondo palo. De Angeli, lancio lungo ancora in zona Forcina, vada là. Conti alla meglio sul numero 4 Di Meo che subisce anche fallo ai danni di Conti. Cotton Club che guida questo girone in testa con 69 punti in 28 partite disputate. Golbet Calcio 8 al secondo posto in graduatoria con 2 punti in meno, ma una partita in più. Con la vittoria di questa sera il Cotton si porterebbe a quota 72 punti e sarebbe matematicamente primo in questa regular season. Quindi accedere direttamente alle semifinali dei playoff. Pallone scodellato, salta destro con la testa, il pallone si abbassa, stava per entrare in porta il pallonetto di Destro. Sempre Destro in possesso della sfera, attaccato da Tinazzi, fa salire i suoi. De Angelis raccoglie facile il pallone dopo la girata provata da Zorzi, chiama il movimento dei suoi attaccanti, va a lungo infatti a cercare ancora Forcina. Matozzo, subentrato in campo a Mari, eccolo Matozzo, scarica Tinazzi, Nolano, Conti,
Zamperini cambia tutto in zona Tinazzi che mette giù bene la sfera con il destro, poi cerca ancora Forcina con la testa, pallone che esce non di molto. Un minuto di recupero assegnato adesso dal direttore di gara qui al circolo Garbaglia. Cotton Club che conduce sullo Zio Mauro Maccarese per 3-0. Blandino e doppietta di Forcina. Sono queste le 3 reti che stanno permettendo alla formazione di Giuseppucci di condurre la gara. Forcina prova a domesticare il pallone, molto difficile anche per lui. Poi in copertura Tinazzi si libera bene di destro. Centrale da Nolano che però non raccoglie la sfera. Di Meo prova a girarsi su Conti. De Angelis in presa sicura. Esce e la fa sua. Zamperini se ne va sulla corsia di sinistra, atterrato da Zorzi, calcio di punizione sotto la panchina proprio di Marchetti. Tinazzi, Matozzo, Nolano, Zamperini, va con il sinistro a cercare Mari che stoppa di petto, poi in mezza girata va dentro. Deviazione di Pulcini e poi va da là. Subito aumenta il pressing come al solito del Cotton Club che recupera immediatamente la sfera, poi la riperde Matozzo e di nuovo Zorzi la spedisce in rimessa laterale. Su questa rimessa si chiude il primo tempo, 3-0 Cotton Club. Partita che può riprendere, Cotton Club che conduce per 3-0 al circolo Garbaglia, possesso di questo secondo tempo ai padroni di casa direttamente in porta. De Angelis si distende ancora una volta. Poi brutto recupero in fase difensiva, prova la conclusione con il destro di Meo che si spegne di pochissimo. Forcina toccato, finisce giù. Mato, allargati, Mato! Giocato corto il calcio di punizione, si torna dietro in zona De Angelis nella propria area di rigore, andrà al rinvio lungo l'estremo difensore, sempre per Forcina che salta più in alto dell'avversario con la testa, poi Nolano ancora verso Forcina. Pallone che non è uscito dal terreno di gara, si può proseguire sempre con il Cotton Club in possesso della sfera con Matozzo. Conti, salta secco Di Meo, ancora Conti fa salire i suoi in mezzo al campo, scambiano bene i ragazzi del Cotton Club. Conclusione tentata, scusatemi, da Forcina, va da là con i piedi, poi non riesce a trovare lo specchio della porta. Mari. Palla che resta lì per Matozzo che si gira con il sinistro di prima intenzione verso lo specchio della porta, non trovato però dal numero 10, può andare, va da là con le mani, sempre lunghissimo ma sempre Conti, anticipa tutti e poi esce palla al piede. Matozzo, Conti si è allargato, servito adesso sulla corsia di destra, Mari chiama la sfera invece dall'altra parte del campo, finisce giù, contatto fortuito e il direttore di gara ferma un attimo il gioco. Due giocatori rimasti di fazioni opposte per terra, si tratta del numero 7 Zorzi e del numero 90 Federico Mari. Cotton Club che restituisce sportivamente la sfera agli avversari. De Angelis con le mani chiama il solito movimento dei suoi in avanti.
Di Meo però questa sera ha vita difficile contro Conti, uno dei difensori più esperti di questa Lega di Serie A della Lega Calcio 8. Lancio lungo, questa volta si va da destro che mette giù la sfera, poi Di Meo prova a prolungare per Zorzi, Forcina, Nolano. Serve Matozzo, preso in controtempo, il numero 10 perde la sfera che esce in rimessa laterale fuori dal rettangolo verde di gioco. Di Meo lotta sulla corsia di sinistra con Mele, neo entrato del Cotton Club, che gli fa praticamente trascinare la sfera in touche. Sarà quindi rimessa laterale con le mani. Tinazzi di testa da De Angelis, e poi viene forse un po' spinto per il direttore di gara, comunque è tutto ok. De Angelis con le mani, lungo verso Mirko Forcina, stacco di testa, questa volta non ha la meglio il centroavanti con la maglia numero 20, Nolano mette ordine dietro da De Angelis che va al rinvio lunghissimo direttamente in zona Vadalà, che fa scorrere la sfera fuori dal campo. Andrà quindi al rinvio sempre con le mani, Conti con la testa, scena già vista molte volte, però questa volta non riesce a mettere giù il pallone il numero 23. Rimessa laterale quindi per Pulcini. Di Meo, ancora Pulcini, Matozzo capisce tutto, Cotton Club che può ripartire velocemente con Conti che perde in un primo momento la sfera, poi la riconquista, va alla conclusione con il destro, pallone che esce di molto dallo specchio della porta difeso da Vadalà. Finora un'ottima prestazione di entrambi i portieri. Sono trascorsi i primi 5 minuti di gara di questa seconda frazione di gioco, risultato che non varia al Garbaglia, sempre 3-0, decidono le due reti di Forcina e il gol di Blandino. Blandino che nel secondo tempo ha lasciato spazio al suo numero 37, compagno di squadra, che si è andato a stabilire sulla corsia di sinistra. Mari non riesce a controllare Volponi, Conti con la testa, direttamente però tra i piedi di Ottaviani. Volponi, sale il pressing, ancora Ottaviani, lotta sia con l'avversario che con il suo compagno. Di Meo va con il destro, si allunga con il braccio destro De Angelis, un altro intervento straordinario. Nolano salta con la testa, Matozzo, Forcina fa spallate, riesce a far secco pezzo, va Forcina in mezzo per Matozzo che non riesce a convergere il pallone in rete. Ottima occasione per il Cotton Club. Ottaviani prova a far sfilare il pallone che viene raccolto però da Tinazzi. Superiorità numerica del Cotton Club sulla corsia di sinistra, prova ad andare direttamente in porta, va da là con i piedi, poi in un secondo momento con i pugni fa fatica a riprendersi il possesso del pallone. Rimessa laterale quindi Cotton Club che rimane in zona d'attacco con il petto, poi con il sinistro Nolano. Fatto partire un siluro dopo che Matozzo gli aveva appoggiato lì la sfera. Pallone che termina alto. Si può proseguire con Conti a terra, il direttore di gara ha lasciato correre, viene incontro Forcina con il petto, non scarica su Matozzo e vuole andare a fare tutto da solo il numero 9 che poi subisce il fallo. 3-0 per il Cotton Club quando mancano 15 minuti al termine della gara. Conti sul secondo palo prova il sinistro al volo. Mari, abbiamo visto un gol simile ieri al Circolo Sportivo Ciriaci, l'autore è Ferretti della Pisana Calcio 8 che ha trovato un gran gol al volo con il sinistro.
Rimessa laterale Cotton Club. Mari alza per Forcina, chiuso da Pezzo, poi duello sulla rimessa laterale, ha incaricato della battuta Ottaviani, poi Zorzi, pressato da Tinazzi, ancora Zorzi, arriva Nolano, Tinazzi, Matozzo, ancora Tinazzi, alza la testa, serve sulla corsa Forcina che non può controllare questo pallone, è troppo lungo. Volponi attaccato, Ottaviani, subito si ritrova l'uomo addosso, quindi deve andare al rinvio lungo e conquista la rimessa laterale. Pressing che sta creando non pochi problemi allo zio Mauro Maccarese, che non riesce a uscire con semplici passaggi, va a cercare sempre il lancio lungo destro, uno dei più propositivi dei suoi, questa volta cade giù, calcio di punizione da buona posizione. Zorzi e Pezzo sul punto di battuta, si stacca adesso Zorzi, quindi andrà Pezzo, rincorsa lunghissima per il capitano, va con il destro che però trova l'opposizione di un corpo di un ragazzo con la maglia nera, quindi si rimane ancora però in zona d'attacco. La rimessa laterale battuta dentro, allontana Mele, Forcina prova a girare di prima intenzione, chiude Zorzi, forse troppo frettoloso qui il miglior marcatore della partita con 2 reti a suo carico. Pezzo, Nolano, Volponi, Ottaviani in mezzo al campo, palla che sfila, destro non era riuscita a controllarla, stava per diventare pericolosa, nessun problema comunque per De Angelis che aspetta qualche secondo, poi raccoglie il pallone con le mani e va vicino dal compagno che corre sulla corsia di destra, si tratta di Mele, Coraconti, Matozzo di prima intenzione per Nolano, bellissima azione del Cotton Club con Nolano che tira addosso a Badalà. Palla filtrante, la mette giù con il destro, ha provato la botta Zorzi, ancora De Angelis ha dovuto dire di no. Pallone dentro, Di Meo prova a girarla con la testa, non è riuscito a dare la giusta torsione. Pallone che è terminato quindi in rimessa dal fondo con le mani. De Angeli, Forcina, prova a riservire Blandino che è entrato di nuovo in campo, sempre qui sulla corsia di sinistra. Ottaviani ha qualche problema a controllare il pallone ma lo mantiene vivo. Attaccato da Blandino, ricomincia da Zorzi. Volponi, Ottaviani, prova a puntare Tinazzi che però lo ferma. Alla meglio lui, rimessa laterale Cotton. Nolano, Mele, pallone in verticale, Forcina non controlla, Zorzi sulla corsia destra prova ad andarsene e viene fermato però il terzino destro dello zio Mauro Maccarese San Giovannella Volponi. Poi Blandino prova a far correre Forcina che non aveva capito le intenzioni di andare in profondità del compagno, aveva lasciato lì la sfera non raccolta da Blandino. Pezzo, sali, continua a salire. Blandino capisce tutto, fa ripartire Forcina, ancora Forcina con il destro, diagonale che termina largo.
Metà del secondo tempo. Tutte e tre le reti del Cotton Club, che conduce appunto per 3-0 qui al Garbaglia, sono state siglate nei primi 25 minuti di gara. Cotton Club che adesso lascia più spazio allo zio Mauro Maccarese San Giovannella. Ottaviani sulla sinistra, pallone messo dentro, Zorzi prova a girarsi con il destro, si libera di due avversari Zorzi, poi arriva Conti a metterci la pezza. Pulcini con il destro ha cercato il secondo palo, immobile De Angelis, ma sfera comunque in rimessa laterale, non di molto è uscito qui il destro a giro del numero 10 dello zio Mauro Maccarese San Giovannella. Nolano scambia corto con Matozzo, Forcina esce, va Matozzo lui a guadagnare la linea di fondo, va da là, deviazione vincente. Ancora un altro strepitoso intervento di Vadalà, poi Conti finisce giù, travolto dall'avversario, calcio di punizione, ha commesso il fallo Bedia, nuovo entrato in casa zio Mauro. Conti sistema il pallone, Nolano sempre in mezzo al campo in cabina di regia, salta molto bene un avversario, non riesce però a superare anche il secondo, che riparte con la palla tra gli scarpini. Zorzi sulla corsia di sinistra prova a servire il neoentrato Bedia, contropiede Matozzo sulla corsia di destra, ancora Matozzo, aspetta Conti che esce, pallone dentro, poi non riesce Forcina a metterci la zampa. Pezzo, lancio lungo di Pezzo, chiude Mele, Matozzo, ancora Matozzo, porta sulla sfera, Forcina, leva praticamente il pallone al compagno Nolano, Mele, pensa in un primo momento al tiro, poi allarga sulla corsia di destra, Tinazzi. Ci si sposta quindi nella metà campo dello zio Mauro Maccarese San Giovannella con Tinazzi, Nolano, Tinazzi, Conti, Mele, Matozzo, Nolano, possesso palla prolungato del Cotton Club che adesso va in avanti con Forcina, conclusione di Forcina, troppo facile questa per Vadalà. Toccato, si è girato destro, ha subito il fallo ancora una volta. Questa volta è stato Conti a commetterlo. Punizione da ottima posizione per lo zio Mauro Maccarese, direttamente in porta. Pallone alto di circa 2 metri sopra la traversa. Non è riuscito Zorzi. Pezzo, giù di petto. Zorzi. Controlla male la sfera, Nolano, De Angelis. Preferisce predicare calma, poi andare al lancio lungo, Forcina, Pezzo stacca più in alto di lui, il pallone non lo prende nessuno dei due, raccolto da Volponi, Ottaviani, prova la serpentina in mezzo a due avversari, deviazione di Nolano. Conti ancora una volta strappa la sfera all'avversario, conquista la rimessa laterale mentre mancano 6 minuti
più eventuale recupero al secondo titolo consecutivo del Cotton Club. Forcina se ne va sulla corsia di destra, prova a rimettere il pallone al centro, ma secondo il direttore di gara la palla è terminata in out, ha superato interamente la linea del fallo laterale. Comunque possesso che rimane sempre in favore degli ospiti, e vanno centralmente ancora a cercare Forcina. Questa volta la spizza con la testa, ma non riesce a trovare la direzione della porta. Pulcini con l'esterno destro prova ad andare al centro, deviazione di Mari con le mani poi a centro area, si lotta destro contro Conti, duello visto tutta la partita, destro questa volta prova a girare in rovesciata, sfera che resta lì, con il destro non riesce ancora a trovare lo specchio della porta Ottaviani. Mauro Maccarese San Giovannella diciamo che è sotto con il punteggio meritatamente, ma forse è troppo largo il 3-0 in questa circostanza. Anche sfortunata la formazione di Marchetti in più di un'occasione, e da sottolineare la prestazione del portiere in casa Cotton Club De Angeli, che ha salvato il risultato più di una volta. Nolano, Forcina pressato da Pulcini, prova ad andarsene sulla corsia di destra, viene fermato, poi Mari recupera immediatamente il pallone. Conti, forse con il gomito si è aiutato un po' il difensore, rimane a terra comunque un giocatore del zio Mauro Maccarese. È rimasto a terra Ottaviani. Pezzo. Mele chiude e time out chiamato dal presidente Marchetti. Rimessa laterale, scodellato al centro del pallone, Volponi non riesce a girarsi al meglio, devia il pallone ma è solo rimessa dal fondo. De Angelis va con le mani per Blandino, che non riesce però a controllare la sfera. Poi Zorzi prova a cambiare gioco, Mele chiude con la testa. Direttamente in porta. Calcio di punizione da ripetere, questa volta andrà Zorzi alla battuta del calcio da fermo, due uomini in barriera ma siamo lontanissimi dalla porta di De Angelis. Due uomini in barriera per De Angelis, siamo lontanissimi però dalla sua porta. Zorzi calcia male, pallone che si perde addirittura in rimessa laterale. Tre minuti al termine di questa 29esima giornata di regular season. Mele, Conti, se ne va in mezzo a due.
poi scarica sulla corsia di destra, Nolano riceve la sfera in cabina di regia, allarga per Blandino che questa volta sbaglia l'appoggio, uno dei rari passaggi sbagliati. Nolano recupera la sfera il capitano, lascia per Conti, si accentra, prova lo scavetto sotto per Forcina, capisce tutto, esce in presa sicura, va da là, poi Zorzi, Ottaviani mette giù, serve ancora Zorzi, prova ad allungarsi la sfera con la testa. Triplice fischio del direttore di gara, il Cotton Club a distanza di 368 giorni si aggiudica per il secondo anno consecutivo questa regular season con una giornata di anticipo. Triplice fischio del direttore di gara, il Cotton Club dopo 368 giorni si aggiudica il secondo titolo consecutivo